A livello ambientale penso che questo impianto dimostri quella che è una sinergia tra impresa e soprattutto quello che è la ricerca di trovare nuove fonti di energia, soprattutto rinnovabili. Questo sotto l'aspetto ambientale diventa fondamentale per minori emissioni in atmosfera, quindi minore inquinamento e soprattutto una valorizzazione di quello che può essere lo scarto di produzione e soprattutto quello che può essere recuperato per produrre energia. E quindi mettere in rete un sistema che dalla produzione, in questo caso appunto dello zucchero, a quello che può diventare poi ulteriore fonte di ritorno economico sia per il territorio sia per l'impresa, con la produzione di energia rinnovabile proprio appunto da quelli che sono gli scarti. E quindi un segnale importante di quello che è una crescita anche nel territorio, di una consapevolezza che insieme tra istituzioni e soprattutto impresa si può raggiungere un risultato di quello che può essere il protocollo di Kyoto, di quelli che sono gli obiettivi a livello nazionale e soprattutto regionale, di raggiungere risultati importanti nella produzione di energia da energie rinnovabili.